Non si interrompe la serie negativa del Città di Castello, passa al Bernicchi anche la Nuorese imponendosi 3-2 sulla squadra di Silvano Fiorucci, partita subito in salita per il Città di Castello e tutto facile per Curcio che al 10° minuto riesce a superare la difesa tifernati a tu per tu con Massetti, non sbaglia infilando la palla in fondo al sacco per l'1-0 della Nuorese. Al 15° la reazione del Città di Castello con Marconi che serve al centro Macagno, colpo di testa che non crea tuttavia gli effetti sperati. Passano 60 secondi e ricorre agli straordinari il portiere Frasca in uscita di emergenza, decisivo nell'anticipare proprio Macagno. Ancora Città di Castello al 18° con Locchi che serve il solito Macagno ma il suo tiro si infrange sul palo e ancora provvidenziale il tocco del portiere Frasca che evita il peggio. Ma al 23° alla seconda incursione la Nuorese non perdona, questa volta tocca Molino su assist al bacio di Curcio entrare in area e siglare il raddoppio. Al 27° intervento in area di Pucci su Cadao e per l'arbitro Sprezzola della sezione di Mestre non ci sono dubbi, rigore dunque per la Nuorese, ammonizione per il difensore Tifernate. Dagli 11 metri Molino non sbaglia e realizza il tris per la formazione di Marco Mariotti. Al 36° Città di Castello in avanti con Cobon, ma si rifugia in angolo ancora una volta il portiere Frasca. Si riaccende il secondo tempo al 6° minuto quando un fallo di Dromela su Falasca costa il rosso diretto al centrocampista Tifernate, dunque Città di Castello in inferiorità numerica. In 10 contro 11 Città di Castello trova comunque la forza di reagire al 12° sugli sviluppi di un calcio di punizione di Locchi. I Tifernati accorciano le distanze dopo un flipper in area con palla prima a Pucci, poi a Marconi, infine a Dida ed è proprio il numero 7 a siglare l'1-3. Finale poi incandescente con i padroni di casa che riescono a conquistare un calcio di rigore per un fallo di Cadao su Marconi. Dal dischetto si incarica Locchi che con un cucchiaio realizza il 2-3, ma non basta al Città di Castello, i 3 punti li conquista infatti la Nuorese.